Vive a San Giorgio delle Pertiche la coppia rientrata da un viaggio ai tropici risultata positiva alla febbre dengue. È il primo caso nel Padovano nel 2024 di questa malattia di origine virale che presenta sintomi parainfluenzali, caratterizzata da febbre alta e importanti dolori alle articolazioni. Tempestiva la diagnosi per i due viaggiatori, per cui non è stato necessario il ricovero. Fondamentale il contatto con il medico e l'attivazione del sistema di igiene pubblica per evitare che la malattia di importazione possa diffondersi. La nostra preoccupazione è quella per impedire che ci siano dei casi secondari, quindi della diffusione della malattia nel nostro territorio, e che chi tornasse da un paese tropicale con questa sintomatologia si rechi con fiducia dai medici curanti, in maniera che si possa fare una precisa diagnosi e intervenire anche non solo con le cure, ma anche con gli interventi di sanità pubblica, perché per evitare la diffusione della malattia è importante sia creare un'area di rispetto di circa 200 metri intorno all'abitazione, in maniera che le zanzare vengano abbattute in quel perimetro, e anche per dare alcune indicazioni di adattamento locale, tipo le zanzariere, in maniera che le zanzare non possano pungere e quindi la malattia non passi anche ad altri. Nell'area di 200 metri dall'abitazione di residenza della coppia, come previsto da protocollo, è stata effettuata la disinfestazione. Una malattia di origine virale, la febbre dengue, caratterizzata da 4 virus molto simili, DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4, trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno a loro volta punto una persona infetta. Malattia conosciuta da oltre 2 secoli, la dengue è particolarmente presente durante e dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali e subtropicali di Africa, sud-est asiatico e Cina, India, Medio Oriente, America Latina e Centrale, Australia e di diverse zone del Pacifico. Ricordiamo per queste e per altre malattie trasmesse da zanzare di ricorrere sempre ai repellenti cutanei, cioè quegli spray, quei liquidi che allontanano le zanzare. Una forma di prevenzione fondamentale anche per altre malattie trasmesse da zanzare come il virus West Nile.